Allora, innanzitutto vi ringrazio tutte e tutti per essere qui presenti e ci siamo ritrovati oggi con il Comitato per la Vita del Friuli Rurale e con il consigliere Onsel e con la nostra eurodeputata Valentina Palmisano per difendere il nostro territorio. Parliamo in particolar modo del tagliamento, il re dei fiumi alpini, un unicum in Europa perché è l'unico fiume ormai rimasto senza barriere e senza attraverse che creano appunto delle barriere. Quello che è accaduto fino adesso è qualcosa che ha dell'incredibile, perché abbiamo assistito, giusto per fare anche un cappello rispetto a quello che ci ha portati fino a qui, è stata una gestione proprio pasticciata da parte della regione dal punto di vista progettuale, perché siamo partiti con una delibera di giunta che prevedeva una traversa laminante adiacente al ponte di Dignano per poi passare dopo qualche mese ad un cambio di rotta, perché c'erano state giustamente le spinte del territorio che si vedevano calato un progetto dall'alto e che non lo ritenevano coerente con appunto il territorio. È susseguito un'ulteriore idea progettuale che è il ponte traversa, questa volta però reso necessario, riprendendo anche le stesse parole dell'assessore Scoccimarro, dalla presunta pericolosità dello stesso ponte di Dignano. Voglio precisare che rispetto a questo la vicenda ha dell'incredibile, perché nel 2023 la regione aveva ottenuto 46 milioni da parte del nostro governo proprio per aumentare il sedime del ponte, per incrementarlo di altre 2 corsie di emergenza e di una pista ciclabile. Ora invece viene dichiarato che questo ponte è pericolante e quindi deve essere sostituito da un ponte traversa. Segue un'ulteriore fase e una querela anche in Consiglio regionale, viene approvata una mozione che pare essere risolutiva ma al momento non ha dato nessuna svolta, promossa dal consigliere Maurmeier, il quale non fa altro che dire che i comuni devono indicare degli esperti che si devono incontrare con l'autorità di bacino per comprendere meglio le ipotesi progettuali contenute nell'allegato 3B che fa riferimento alla traversa laminante adiacente al ponte di Dignano. Ora noi siamo tutti qua e siamo per difendere il nostro territorio. Mi sento di dire che teniamo la sicurezza delle popolazioni rivierasche, ma questa può essere perseguita non attraverso opere impattanti come quelle che sono state prospettate, ma anche attraverso quelle che diciamo da sempre, almeno come Movimento 5 Stelle, e per cui ci spendiamo, ovvero il completamento delle opere alla Tisana. Parlo dell'innalzamento del ponte o ancora la diaframmatura degli argini a Gorgo di Latisana o ancora la diaframmatura degli argini alla foce tra Latisana e Lignano. Inoltre ci spendiamo anche perché venga considerato il canale scolmatore Cavrato, perché rispetto agli studi condotti si immagina che se avvenisse la piena centenaria parliamo di una portata di 4.000 metri cubi al secondo e la tolleranza del canale Cavrato dovrebbe essere di 2.000 metri cubi, 2,5. Ora quello che apprendiamo e lo apprendiamo di recente è che la Regione Veneto ha modificato la portata del canale Cavrato. Apprendiamo sempre dalla stampa veneta con grande preoccupazione che si vuole fare un complesso residenziale a largo di Bibbione e questo in una logica che va contro ogni dinamica ambientale, perché parliamo appunto di zone protette di ZPS e ZSC, ossia zone speciali di conservazione. Parliamo di 50 ettari di terreni che rischiano di essere cementate. Ora, al di là di queste considerazioni, quello che ci auguriamo è certamente che la nostra regione difenda il nostro territorio e il nostro ambiente, ecco, al di là di quelli che possono essere anche gli interessi nel vicino Veneto. Questo passaggio che è stato promosso dagli amici del Comitato per la Vita del Friuli Rurale è un passaggio ulteriore, perché è stata presentata una petizione al Parlamento europeo, alla Commissione Petizioni,
allargherà la portata appunto della discussione ad un livello diverso che è quello europeo e ci auguriamo che ci sia un riscontro positivo. Questa discussione avverrà a fine mese e non anticipo altro anche perché lascerò poi la parola al comitato appunto di rappresentare i contenuti della petizione stessa. Sarà presentata dalla nostra eurodeputata Valentina Palmisano, che si farà portatrice delle istanze che appunto che arrivano dal nostro territorio, una fra le altre anche la petizione che riguarda il Lago dei Tre Comuni. Questo per dire che come Movimento 5 Stelle ci spendiamo per il nostro territorio, non siamo quelli del no a prescindere o comunque di dire no a qualunque progetto che ci viene prospettato, ma siamo invece per il rispetto del nostro ambiente, per la tutela dei cittadini certamente, ma che questa venga perseguita in maniera non impattante. Non mi allungo oltre e passo la parola al consigliere Onsel di Open Sinistra FVG.